Sono Giovanna Zandonà, ho 40 anni e mi occupo di nocciole. In che paese? A Macerata sul Piave. Abbiamo fatto diverse valutazioni e abbiamo scelto la nocciola. Abbiamo 3 ettari, quest'anno abbiamo fatto il primo anno di produzione. Ci sono 2 varietà, quindi hanno 2 tempi di maturazioni diverse. Una volta mature le nocciole cadono a terra, c'è un macchinario, la raccoglitrice, vengono raccolte e portate qui in azienda. Vengono essiccate per un po' di giorni. Eliminiamo sassi, rametti, la terra, poi vengono calibrate e poi sgusciate e poi entrano in laboratorio. Quindi va fatta una prima cernita e poi le tostiamo. Questo me ne occupo io, mentre per il lavoro dei campi, la potatura, i trattamenti mi aiuta anche mio suocero. L'obiettivo è quello di chiudere la filiera ed arrivare proprio a un prodotto finito. Io facevo altro e quindi per me è una cosa nuovissima. Sono partita da zero, ecco. Ero stanca di essere rinchiusa 9 ore in un negozio. Un suggerimento che mi sento di darvi è buttatevi e provateci, che poi si ha anche grandi soddisfazioni.